del Montello, coltello puntato addosso ad un 14enne, i carabinieri arrestano un 20enne pregiudicato. Falsi Green Pass, 65 persone indagate dalla Procura di Treviso, nel mirino 3 professionisti di un poliambulatorio privato e le decine di utenti che hanno usufruito del sistema illegale, l'inchiesta del NAS. Terzo polo addio o quasi, mentre volano gli strascichi tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, il candidato sindaco di Treviso Nicolò Rocco cerca di serrare le file, vada avanti, io sono a Treviso, non a Roma. Fabio Crea non sarà candidato nella lista di Fratelli d'Italia a Treviso, motivi personali di lavoro. Il coordinatore provinciale Montuori stronca ogni altra ricostruzione, così come il diretto interessato. Piante abbattute, nidi distrutti, si doveva aspettare qualche mese. Sui lavori di bonifica, l'ex discarica di Via Orsenigo scatta l'esposto ai carabinieri forestali, il PD all'attacco del sindaco. Oggi e domani 2 giorni di sciopero dei medici di base dei sindacati Snami e SMI, si replica il 20 e 21 aprile, l'accusa carenza di organico e troppa burocrazia, la regione non ci dà ascolto. 68enne salvato il giorno di Pasquetta lungo la Greenway a Casale sul Stile, decisivo il tempestivo intervento di un medico e di un'infermiera che stavano passeggiando in quel punto e la presenza di un defibrillatore in zona. Il 20 maggio, qualche giorno prima del passaggio della carovana del Giro d'Italia sul Cansiglio, una giornata dedicata alle 2 ruote sull'altopiano con 4 salite per riscoprire uno dei boschi più storici del mondo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la cronaca con una rapina a bordo di un bus della MOM, coltello puntato addosso alla vittima, un 14enne costretto a consegnare la giacca firmata. I carabinieri arrestano un 20enne pregiudicato. Stava tornando a casa da scuola come ogni giorno. Era seduto sul bus linea 135 della MOM quando, arrivato all'altezza di Venegazzù a Volpago del Montello, si è trovato un coltello serramanico con una lama di quasi 11 centimetri puntato addosso. La vittima è un 14enne. L'autore del colpo, un 20enne che senza mezzi termini ha intimato al giovane di dargli la giacca griffata che aveva addosso. Il ragazzino, impaurito, l'ha subito consegnata al rapinatore. Non si conoscevano, questo è un dettaglio importante. Sotto minaccia si è fatto consegnare il giubbino. Il ragazzo poi è sceso ancora sotto shock ed è andato direttamente a casa rivolgendosi ai suoi genitori, mentre l'autore della rapina ha proseguito la corsa a bordo del pullman. Tutto è accaduto in pieno giorno, intorno alle 12 del 28 marzo scorso. Una volta arrivato a casa il 14enne ha raccontato tutto ai genitori che lo hanno accompagnato dai carabinieri per la denuncia. Immediatamente sono scattate le indagini. Importantissime sono state le investigazioni dei carabinieri che in brevissimo tempo, grazie anche alle testimonianze di alcuni giovani che erano a bordo del pullman, sono riusciti celermente ad individuare il soggetto già noto anche per dei pregressi giudiziari da minorenne che quindi poi è stato assicurato alla giustizia. Indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Treviso che hanno portato all'arresto del 20enne, ora ai domiciliari. Durante la sottoposizione domiciliari nella propria abitazione i carabinieri hanno recuperato anche la refurtiva, quindi il giubbino e l'arma utilizzata per la rapina. Il rapinatore ha agito in mezzo ad altre persone confidando nella paura e così è stato. Nemmeno l'autista della Corriera si è accorto di nulla perché la rapina è avvenuta nelle ultime file del mezzo. Si tratta di un ragazzo di 20 anni, spiegano gli investigatori, spregiudicato con una vera e propria capacità criminale. L'arresto è servito per evitare che potesse compiere altre rapine. È ancora sotto shock, preferisce non parlare la famiglia che al rientro dalle vacanze pasquali si è trovata la casa svaligiata dai ladri. Probabilmente tenevano la famiglia sotto controllo. Il giorno di Pasqua, sapendo che in casa non c'era nessuno, i coniugi Casellato erano andati via per qualche giorno, i ladri hanno fatto irruzione. Hanno forzato la finestra al pian terreno, poi sono entrati e, indisturbati, hanno portato via gioielli e ricordi di famiglia. Probabilmente cercavano una cassaforte che non hanno trovato, ma hanno messo a soqquadro la villa a Conegliano spostando e rovesciando mobili. Ingenti danni. Al rientro a casa Renzo Casellato, molto conosciuto nel mondo del calcio, era stato assistente tecnico al Parma lavorando con allenatori come Cesare Prandelli e Alberto Malesani, ha trovato l'amara sorpresa. Svaligiata anche la casa del cognato che si trova accanto alla sua. Il valore del bottino portato via dai ladri è in via di quantificazione. Casellato ed il cognato hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia che hanno effettuato i rilievi e caccia ai ladri.
Ennesimo colpo ai danni di una sala slot. Questa volta i ladri hanno preso di mira la sala Las Vegas di Viale Italia Conegliano. Il colpo nella notte. I malviventi, forse una banda composta da 2-3 persone, hanno fatto irruzione dopo aver scassinato una porta con maniglie antipanico e forzato le saracinesche. Immediatamente è scattato l'allarme, ma i ladri sono riusciti a svuotare il contenuto di 5 slot machine che contenevano denaro per qualche migliaia di euro. Il danno è in via di quantificazione. Sul posto i carabinieri della compagnia di Conegliano, che acquisiranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. E adesso un'operazione del NAS su presunti falsi Green Pass. Sono 65 le persone indagate dalla Procura di Treviso per reati a vario titolo collegati alla produzione di falsi Green Pass. Nel Merino c'è un poliambulatorio privato della città al centro di accertamenti dei carabinieri del NAS. Oltre alle numerose persone che si sono servite dell'opportunità offerta dalla struttura, risultano accusate di falso ideologico, falsa certificazione medica e infedele redazione la direttrice della sede, una biologa, un'infermiera e 2 parenti delle stesse. Gli utenti finiti nel registro degli indagati, in quanto ritenuti consapevoli della frode, sarebbero in parte residenti in altre province e altre regioni. Gli investigatori sospettano che le 3 professioniste a vario titolo abbiano contribuito a mettere in pratica un complesso meccanismo per rilasciare falsi certificati che attestavano l'esito positivo di tamponi rapidi in farmacie o test molecolari presso il poliambulatorio, così da inserire i pazienti nell'elenco di coloro che avevano contratto il Covid. A distanza di una settimana, poi, accertavano la negativizzazione con un tampone di controllo, consentendo così al paziente di ottenere la certificazione verde rafforzata da avvenuta guarigione, senza doversi sottoporre alla vaccinazione. Per ottenere un certificato di negatività con tanto di codice QR sarebbero stati associati a campioni biologici di altre persone totalmente ignare. Siamo alla politica, terzo polo addio o quasi, mentre volano gli stracci tra Matteo Renzi e Carlo Calenda a livello nazionale. A livello locale il candidato sindaco di Treviso Nicolò Rocco cerca di serrare le file. Vado avanti, dice, io sono a Treviso, non a Roma. La lista si chiamerà Azione perché Azione rimane, si chiamerà Italia Viva perché rimane, si chiamerà Rocco Sindaco. Poi il terzo polo è un nome insomma che definiva una collocazione geografica per me inesistente. Noi invece occupiamo una collocazione politica intanto a Treviso che esiste e secondo me è molto grande. Usa già l'imperfetto Nicolò Rocco nel parlare di terzo polo. È da poco passato mezzogiorno quando lo scambio al vetriolo di giornata tra Matteo Renzi e Carlo Calenda ha già raggiunto il civico 76 di via Santa Bonavecchia, dove si inaugura la sede elettorale. Non una congiuntura politica fortunatissima, anche perché mancano poche ore alla chiusura delle liste, anzi della lista a sostenere il giovane candidato ce ne sarà una sola, con entrambi i simboli. Rocco lo sa bene e si muove con equilibrio. Io sono grato a entrambi perché sulla mia candidatura c'è la firma di entrambi. Entrambi mi hanno dato la delega e quindi io sono orgoglioso che entrambi hanno messo la firma su un progetto per Treviso. Se ci sarà la rottura a Roma non ci sarà a Treviso? No, assolutamente. A Treviso devo dire che c'è un rapporto bellissimo, non solo tra i partiti sono fatti di persone. Questo gruppo è un gruppo meraviglioso di persone che stanno sudando per cambiare la loro città. Con Rocco restano i big locali che in parte cercano di sganciarsi dalle dinamiche delle segreterie nazionali. Le notizie che arrivano dal nazionale è evidente che noi non è che possiamo far finta di non conoscerle, però personalmente credo che i cittadini di Treviso abbiano imparato a conoscerci già in occasione delle politiche. Noi abbiamo fatto le nostre proposte, lo abbiamo fatto con persone che sono radicate nel territorio e che quindi sono portatori di valori che ci appartengono. Non sono nella mente né di Calenda né di Renzi, sono troppo intelligenti per me, quindi io non riesco ora a mettermi nei loro panni e nella loro testa. E vedremo, certo la politica italiana ci abitua sempre a delle sorprese. Abbiamo visto che il segretario del PD doveva essere Bonaccini e poi ci siamo trovati Rashline, quindi voglio dire le novità ci sono sempre per tutti. In attesa del rendezvous finale, Rocco e i suoi intendono rimanere sui temi e lanciano la proposta di istituire le consulte dei quartieri. Il messaggio è quanto mai duplice. Io non sono a Roma, io sono a Treviso e mi sto confrontando giorno per giorno con le esigenze dei quartieri.
Fabio Crea invece non sarà candidato nella lista di Fratelli d'Italia, motivi personali e di lavoro, la motivazione ufficiale. Il coordinatore provinciale Montuori stronca ogni altra ricostruzione, così come il diretto interessato. Non esiste nessun caso Crea, esiste il caso di un candidato che per ragioni di opportunità, vista la sua sopravvenuta ulteriore mancanza di disponibilità di tempo, decide di fare un passo indietro condiviso con il partito. Fabio Crea è un avvocato ormai molto in voga, ha di recente acquisito degli incarichi, di recentissimo ha acquisito 2 ulteriori nuovi incarichi molto importanti che lo porteranno molto spesso all'estero. Nessun giallo politico, nessuna congiura nelle segrete stanze. Quello di Fabio Crea sarebbe un passo indietro dettato da motivi di lavoro. Eppure di Crea si era parlato a lungo come di possibile vice sindaco meloniano in un'eventuale giunta Conte bis. Non avrebbe potuto fare vice sindaco e anche consigliere comunale. Comunque, se uno lo vuole fare bene in una città importante come Treviso, richiede un impegno importante, perché comunque se tu dovessi acquisire delle commissioni o altro, dovresti dedicare il tempo a studiare i documenti, a dedicare la documentazione, a incontrare i cittadini. Il diretto interessato da Torino, dove si trova ovviamente per lavoro, ribadisce la linea del coordinamento. Caso quindi chiuso, Montuori sgombra il campo da qualsiasi equivoco e interpretazione, come quella che ci possa essere stato un veto del sindaco uscente Mario Conte dopo le polemiche accese sulla sicurezza in città alcune settimane or sono, o addirittura del guardasigilli trevigiano Carlo Nordio. Carlo Nordio, che è un nostro eccellente rappresentante di governo, non si occupa della politica trevigiana e non mette veti, come non ha messo nessun veto Mario Conte, sapendo che non sarebbe stata da parte nostra una mera accettazione di quelle che sono le richieste di una persona che viene al di fuori del nostro partito Fratelli d'Italia, fa le sue liste, le fa in autonomia. I lavori di bonifica all'ex discarica di via Orsenigo, scatta l'esposto, piante abbattute e nidi distrutti, si doveva aspettare qualche mese e il Partito Democratico va all'attacco del sindaco. Si tratta di 3 mesi di nidificazione ed è veramente assurdo che un'amministrazione comunale dia il via ai lavori proprio nel peggior periodo, dove ci sono nidi, uova, piccoli nati nei nidi. Io ho presentato un esposto semplicemente perché credo che oltre alla questione tutela della biodiversità e degli animali selvatici sia anche una questione di legalità. Non solo politica, la contromossa è anche legale, con la missiva già inviata ai carabinieri forestali. Il nodo per il Partito Democratico non è la realizzazione dell'opera in sé, l'attesa bonifica dell'ex discarica di via Orsenigo a Treviso, quanto la tempistica dei lavori avviati ufficialmente a inizio marzo. Si doveva aspettare qualche mese. Le esigenze elettorali del sindaco Conte di far partire questo cantiere prima della campagna elettorale sono chiare. Allora ho presentato un'interrogazione per chiedere quali sono state le valutazioni che si sono fatte per il cronoprogramma di quest'opera. Le immagini del sindaco Conte sulla ruspa che faceva qualche foto elettorale probabilmente per il sindaco sono più importanti della fauna selvatica che da tanti anni abita e in questo periodo dell'anno sta nidificando. Eppure, fanno notare gli esponenti Dem, sulla zona vige il divieto di caccia. C'è poi la questione della qualità delle piante in corso di abbattimento, che per Zanoni non sono semplici rovi. Sono cataste di alberi di almeno 20-30 anni, ci sono essenze di diversi tipi, ci sono bagolari, ci sono ciliegi, ci sono biancospini, ci sono acacie, robinie. Ci sono piante che nel tempo sono cresciute e hanno dato ospitalità e rifugio alla fauna selvatica, creando tra l'altro un bel polmone verde, visto che oggigiorno di alberi ce ne sono sempre meno. Un polmone verde è utile appunto a questi animali che hanno trovato rifugio. Gli artigiani della Marca a favore della superstrada pedemontana. Mancano però diverse bretelle che per il territorio e le imprese sono fondamentali, come spiega il presidente Oscar Bernardi. Mancano delle bretelle importanti, se mi riferisco a, non so, all'area Ponzano, Pontebana, l'area di Fonte, la strada del Santo nella Castellana. Oggi ci sono dei colli di bottiglia che arrivano alla statale 53 che
escono dalla Pedemontana, e quindi bisognerebbe considerare, come c'era quel vecchio progetto all'inizio, di creare queste bretelle verticali nord-sud per poter dare possibilità anche al traffico di non passare all'interno dei nostri paesi. Gli artigiani della Marca alzano il tiro, rilanciano sull'importanza delle bretelle sul territorio, per le quali oggi ancora non ci sono finanziamenti. L'obiettivo è, attraverso la Regione, arrivare al governo centrale, facendo sentire la voce degli imprenditori del nord che di infrastrutture hanno bisogno. Il tema dei pedaggi rischia di diventare così secondario. Servono infrastrutture per abbattere i costi di trasporto anche verso l'estero. Al di là della banda larga, al di là delle bretelle di comunicazione per la Pedemontana, al di là di tutto quello che ci serve oggi, perché dobbiamo dare a questo territorio quella possibilità di essere competitivo con i nostri partner. Entro 10 minuti dalla superstrada Pedemontana Veneta, calcola l'associazione di categoria, risiede il 25% della popolazione trevigiana, il 26% delle imprese di industria e servizi. Ora l'attesa è per il completamento verso la A4. Una volta avvenuto, ne è convinto il presidente Oscar Bernardi, gli imprenditori non esiteranno a riconoscere il valore della superstrada, aumentando la frequenza di utilizzo. Oggi e domani ambulatori dei medici di base aderenti allo SNAMI e SMI chiusi per lo sciopero indetto. Per la carenza di camici bianchi e per la troppa burocrazia, i dottori chiedono un incontro alla Regione. 2 giorni di sciopero questa settimana, altrettanti la prossima, il 20 e 21 aprile, nel caso la Regione non convochi al tavolo SNAMI e SMI, le 2 sigle sindacali di medici di base che hanno proclamato la mobilitazione, ambulatori chiusi e prestazioni garantite solo per pazienti terminali, oncologici e per i casi più gravi. La carenza dei camici bianchi e la troppa burocrazia che pesa nel quotidiano rapporto tra medici e pazienti, le 2 cause principali dell'agitazione. I medici si trovano sempre più sovraccaricati di pazienti, quindi con aumento sia del clinico e sia della burocrazia. Della burocrazia legata anche a nuovi carichi burocratici come piani terapeutici. Aspetti che, spiega il dottor Cauchi, allontanano dalla professione i medici più giovani. Sovraccaricati dal numero di pazienti, in cui hanno circa 1800 pazienti a testa, senza segretari, personale amministrativo e quant'altro. Sono costretti a lavorare da soli e si è visto che, giustamente dico io, entro 6 mesi 1 su 3 lascia, va a fare un altro lavoro. Un cambio generazionale che manca e che ha molteplici conseguenze. Perché una collega in gravidanza non riesce ad andare in maternità perché mancano i sostituti, non ci sono i medici di famiglia. Aumentano poi gli episodi di violenza non solo verbale ma anche fisica nei confronti dei medici di base, problematica denunciata dallo stesso sindacato. Mandando una PEC al prefetto chiedendo che si venga istituito un tavolo contro, appunto, per fare in modo di trovare una soluzione. I medici di SNAMI e SMI sono pronti a fare un passo indietro e a sospendere lo sciopero se la regione, alla quale si sono rivolti anche in passato, ascolterà le loro ragioni. Mancata convocazione da parte nostra, dalla regione, dopo molte mail inviate e richieste di invio, perché tra 20 giorni ci scade il nostro contratto regionale. Quindi ancora ad oggi nessuno di noi, nessuna organizzazione sindacale è stata convocata al tavolo. Prima giornata per la nuova prova d'ingresso alla facoltà di medicina, oltre 3.000 le domande di partecipazione arrivate a Padova tra medicina e veterinaria. Per la prima volta il test si potrà tentare in ognuna delle 2 finestre disponibili e potranno partecipare anche gli studenti di 4ª superiore. Tutto rigorosamente online per ognuno dei 573 candidati che hanno sostenuto la prova d'ingresso a medicina e veterinaria nella prima giornata del nuovo test a Padova. A salutare gli studenti la rettrice del BO, Daniela Mampelli. La prima novità è che, a differenza degli anni passati, i ragazzi non si giocheranno tutto in un giorno solo, ma avranno la possibilità fino a 4 prove all'anno, in 2 anni, scusate, e quindi poi si sceglierà quello che è
il punteggio migliore per poi iscriversi alla graduatoria, quindi al concorso nazionale, e questa è un'altra novità, che quindi quest'anno avverrà prima degli anni precedenti. Tutti in aula a ottobre, quindi candidati che supereranno la prova, la cui classifica finale sarà pubblicata dal Ministero il 5 settembre. Ragazzi motivati e preparati. Sono di Gorgo Monticano, vicino ad Erzo. Sono all'ultimo anno e questa è la prima volta che provo il test. Medicina perché? Allora, questa passione mi è arrivata con la scuola, già dal terzo anno, ed è da un po' di anni che mi sto preparando. Di Grisignano di Zocco. È la prima volta che fai il test? Sì. Sei già diplomata comunque? No, sono al quinto anno. È una vocazione che hai da tempo? No, in realtà l'ho sviluppata perché alle superiori studio materie sanitarie e quindi vorrei continuare anche all'università. Alla prova possono iscriversi da quest'anno anche gli studenti del quarto anno delle superiori. Di Rovigo. Come ti sei preparata e emozionata per questa prova? Beh, diciamo che molti degli argomenti li avevo già fatti a scuola durante le lezioni e non ho avuto molto tempo per prepararmi specificamente sul test, quindi vediamo un po' come va. 540 i posti disponibili a Padova, 90 dei quali nella sede di Treviso, ma potrebbero aumentare. Già dal prossimo anno l'aumento in toto sarà quasi più del 30%, per cui a Padova è molto probabile che oltre a questi 540 posti se ne aggiungano un altro centinaio. Questa prima finestra si chiuderà il 22 aprile, la seconda andrà dal 15 al 25 luglio. Una sfida per i ragazzi, ma soprattutto per le ragazze. Anche quest'anno, come ormai negli scorsi anni questi numeri si stanno assestando, sono molto di più le donne, quindi le ragazze che affrontano questa prova. A livello nazionale siamo quasi, non dico 3 donne su verso un uomo, ma anche a Padova i dati parlano chiaro, abbiamo più del doppio delle ragazze che affronteranno questa prova. È un'enorme possibilità, è una carriera molto lunga. Carenza di personale all'INPS di Treviso, prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori dichiarato da CGIL, CISL e UIL e le altre sigle sindacali dopo il presidio della scorsa settimana davanti alla direzione centrale di Viale Trento e Trieste. Una delegazione ha incontrato la direttrice provinciale Roberta Carone, sottolineando che le previste assunzioni non basteranno a compensare le uscite già programmate. Necessario quindi rivedere a livello centrale i criteri di assegnazione dei neoassunti che attualmente sono legati alla mole di arretrato che si registra nelle diverse sedi INPS. In questo modo si penalizzerebbero le sedi più virtuose. La sede di Treviso degli ultimi 10 anni è passata da un organico di oltre 300 unità alle attuali 190. Dalla direzione non sono arrivate le attese garanzie, da qui il proseguo dello stato di agitazione. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. 68enne colpito d'arresto cardiaco il giorno di Pasquetta mentre sta camminando lungo la Greenway a Casale sul Sile. L'uomo, salvato dal tempestivo intervento di un medico e di un'infermiera che stavano passeggiando proprio in quel punto e della presenza in zona di un defibrillatore. È notizia di stamattina, la notizia che ci ha riempito tutti di gioia, che il signore si è svegliato, sta bene, è cosciente e risponde. Il lieto fine che tutti i protagonisti di questa vicenda speravano di poter avere è arrivato in mattinata dai medici dell'unità coronarica del Cafoncello che hanno assistito il 68enne che lunedì di Pasquetta, mentre stava passeggiando lungo la Greenway, è stato colpito da arresto cardiaco. La telefonata alla centrale operativa del 118 arriva intorno alle 11:30. Dalle prime informazioni riferite dai presenti, l'uomo si trova a terra privo di sensi. Immediatamente vengono inviati sul posto i soccorsi, ma nel frattempo il caso vuole che proprio in quel momento, nello stesso tratto del percorso, passino un medico e un'infermiera che iniziano il massaggio cardiaco. Vengono poi a conoscenza della presenza di un defibrillatore nella chiesa di Casale, dalla parte opposta però del Sile rispetto a dove si trova il 68enne. Gli astanti con un gommone sono corsi a prendere il defibrillatore, lo hanno portato al medico che lo ha posizionato sul signore, ha dato un ritmo defibrillabile, ha fatto un'unica scarica e dopo quella scarica il cuore del signore ha ricominciato a battere. Quando i sanitari del SUEM arrivano sul posto, continuano le manovre, intubano l'uomo e lo trasportano all'ospedale di Treviso, dove questa mattina è arrivata la notizia che le sue condizioni sono in continuo miglioramento. Una vicenda che conferma l'importanza della diffusione dei defibrillatori di pubblico accesso nelle città e da questo punto di vista, sottolinea la dottoressa Ferramosca, Treviso è sempre più cardioprotetta.
Ogni minuto di ritardo dal defibrillatore si perdono 10 probabilità su 100 di salvare una persona. E altrettanto importante è l'informazione e la preparazione dei cittadini sulle principali manovre di primo soccorso. Divulgare le manovre di massaggio cardiaco a tutta la popolazione, bambini, giovani, anziani. Voltiamo pagina, il 20 maggio si correrà la Cansiglio Bike Day che unisce la passione per la bicicletta al turismo e alla natura. Per gli organizzatori l'evento 2023 sarà il primo di una lunga serie per far scoprire le bellezze del Cansiglio. Mettere insieme la passione per la bicicletta con un ambiente naturale come l'altopiano del Cansiglio, con una delle foreste più antiche del mondo. Nasce da qui Cansiglio Bike Day 2023, che il 20 maggio porterà gli appassionati delle due ruote alla scoperta di un territorio unico. Un progetto che coinvolge 2 regioni, Veneto e Friuli Venezia Giulia, 3 province, Treviso, Belluno e Pordenone, 4 invece le leggendarie salite, simbolicamente dedicate a grandi campioni del ciclismo, che per quella giornata saranno chiuse al traffico di auto e moto per lasciare spazio ai ciclisti. La salita tutta asfaltata di Vittorio Veneto Fregona, quella consigliata alle bici Gravelo, mountain bike di Farra dal Pago, Malga Mezzomiglio e Campon. La terza sempre asfaltata di Cane Vassarone e l'ultima in gran parte su strade sterrate di Piancavallo. L'intento è quello poi di a rotazione ogni anno cercare soluzioni diverse, dalla possibilità di provare tutti i percorsi del Cansiglio. Un progetto che nasce dall'idea di un grande appassionato della bicicletta, il compianto Fabio Gazzabin. Gazzabin ha lanciato questa idea, noi l'abbiamo raccolta e abbiamo creato questo prodotto che fondamentalmente va a valorizzare quello che è un territorio straordinario, con una biodiversità fantastica, con una faggeta spettacolare, però lo valorizziamo non portando su moltissime auto, ma in un modo diverso, portando su le persone in bicicletta. A tenere a battesimo la prima edizione della Cansiglio Bike Day il campione di ciclismo Davide Cimolai, impegnato nell'avvicinare i più piccoli al mondo delle due ruote, ma nel suo immediato futuro c'è un altro traguardo, quello del Giro d'Italia, che lo vedrà impegnato in 2 tappe di casa, una proprio sul Cansiglio, l'altra per velocisti con arrivo a Caorle. 2 tappe differenti a livello personale, quella di Caorle motivato per provare a vincere, a portare a casa una tappa del Giro d'Italia che più volte mi è sfuggita negli anni, ho diversi podi, diversi piazzamenti, mentre Cansiglio da vivere soprattutto per il pubblico. È il momento di passare, di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Non solo strutture a servizio delle Olimpiadi 2026, ma anche grandi opere. È stato un lavoro complesso ma completo, quello della cabina di regia che ieri a Palazzo Chigi ha deciso la sede del villaggio olimpico e analizzato tempi e risorse. Di ritardi il presidente della regione Luca Zaia non vuol sentire parlare. La cabina di regia è sul pezzo, ha detto intervenendo oggi a Treviso. Esulta Federalberghi per la scelta di Fiames quale sede del villaggio olimpico. Le Olimpiadi delle occasioni perse, ribatte al contrario il PD regionale sostenitore della proposta di riqualificazione dell'ex villaggio Eni di Borca di Cadore. Avevamo fatto anche un'interrogazione parlamentare in questo senso e chiesto un tavolo istituzionale che potesse indicare proprio nell'ex villaggio Eni di Borca un luogo che potesse servire anche per il futuro a tutta la comunità. Risponde il presidente della regione, la cabina di regia è sul pezzo. Abbiamo portato avanti un bel lavoro anche ieri, Fiames è stato deciso, ritarderemo 10 mesi, perché va spiegato che la scelta di Fiames comporta un ritardo di 10 mesi per il tunnel, la realizzazione del tunnel e quindi della variante di Cortina, però ieri si è decisa cosa importante. E quindi si tira dritto anche di fronte a quelli che Zaia definisce professori fuori dai cantieri, col dito puntato sui ritardi, invero inconfutabili, delle opere. Se qualcuno ha tempo libero venga a lavorare, abbiamo bisogno anche di volontari, non di gente che fa l'assistente contrario. Ma Zaia, intervenendo oggi a Treviso, ha parlato anche di risorse. A Palazzo Chigi ieri si è deciso di finanziare tutte le opere, mentre i denari mancanti andranno nella finanziaria 2024. Il che vuol dire che noi veneti avremo la certezza di avere realizzata e finanziata, lo è già oggi finanziata, la variante di Longarone, che sono più di 300 milioni di euro. Avremo realizzata e finanziata, e arriverà dopo la fine delle Olimpiadi la conclusione del lavoro
lavori la variante di Cortina. E tutta una serie di altre opere sportive e infrastrutturali che senza le Olimpiadi sarebbero rimaste nel libro dei sogni. Sarebbe abbassato ancora di più il sipario su Cortina, sulle Dolomiti, e lì sarebbe finita. È stato affidato l'incarico per la progettazione della pista ciclopedonale della Veneggia a Belluno, un intervento da 390.000 euro complessivi, per la conclusione del quale è stato anche avviato l'iter per l'acquisizione dei terreni adiacenti. La pista, larga 2,5 metri, sarà a sbalzo, si estenderà per 79 metri al lato del ponte sul Rio Cusighe, direzione nord. Sarà una struttura attaccata al ponte e proseguirà la ciclabile di via Tiziano Vecellio. L'attività progettuale consisterà nella verifica statica e sismica di una struttura in acciaio a sbalzo collegata con travi all'opera esistente. E partono una serie di cantieri nel capoluogo. Stamattina a Palazzo Rosso l'annuncio dei lavori e di qualche possibile disagio per i cittadini. Cantieri in città e prevedibili conseguenti disagi. L'amministrazione comunale di Belluno informa e chiede ai cittadini di capire e adattarsi, facendo presente come i disagi saranno comuni, citando come esempio i prevedibili 30.000 euro di mancato incasso che saranno determinati dall'eliminazione di una ventina di stalli in via d'Inca. Diciamo che speriamo che queste cose non siano difficoltà, ma che siano l'espressione di qualcosa di nuovo, di moderno, che dia la possibilità alla città di crescere piano piano e di far vedere le cose belle che c'ha. Il prossimo 19 aprile entrerà in vigore un'ordinanza che interesserà in particolare via d'Inca e Piazzetta Santo Stefano, a seguito di un cantiere che riguarderà l'edificio delle agenzie delle entrate e che avrà una durata di almeno un anno, e quindi sono previsti l'interdizione di alcuni parcheggi, ma questo non prelude il fatto che i pedoni possono continuare a passare e anche i veicoli possono continuare, così come anche i scuolabus, a circolare per via d'Inca. Verranno invece spostati alcune bancarelle del mercato e riposizionate poi sempre nell'area di interesse del mercato. Via d'Inca con cantieri per un anno. Il ponte della Veneggia invece chiuso per un mese, verosimilmente ad agosto, e poi ancora lavori in Borgo Piave piuttosto che all'ex caserma Tasso, una roadmap che toccherà quindi soprattutto il centro. Io penso che il punto più critico in questo momento qui sia il centro storico. In questo momento qui ci sono tanti lavori, tanti piccoli cantieri che occupano stalli e occupano anche pezzi di strada difficili da gestire. Stamattina un lupo è stato investito lungo la regionale 50 Sovramonte. L'automobilista si è trovato di fronte all'interno della galleria Pontet e non ha potuto evitare l'impatto. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia provinciale che hanno recuperato la carcassa, trasportata successivamente all'istituto zooprofilattico per le analisi di rito. Si tratta di un giovane esemplare maschio che con ogni probabilità appartiene al branco che staziona nella zona di Sovramonte. Da comitato a fondazione, il fondo Welfare Dolomiti sfida se stesso e compie un grande passo di responsabilità. Oggi è stato sancito il suo ingresso ufficiale nella galassia degli enti del terzo settore, primo in Italia grazie alla sua composizione eterogenea e alla sua missione di interesse generale. Ci siamo chiamati a vicenda, ha detto il vescovo Marangoni, per indicare la volontà di un percorso non scontato che in 5 anni ha rappresentato un approdo sicuro per quella parte di comunità bisognosa di un aiuto. Era il 2018 quando 2 settimane prima di Vaia nacque il fondo Welfare Dolomiti, obiettivo dichiarato il contrasto allo spopolamento. 15 giorni dopo la tempesta stravolse l'orizzonte. I sindacati che del fondo sono stati promotori chiamano a raccolta tutti i soggetti che contano in provincia, enti locali, associazioni datoriali, diocesi, il mondo delle imprese e del volontariato. In 6 mesi vengono raccolti e distribuiti 550.000 euro. Il resto è storia, come storico è il cambio di passo impresso oggi al comitato e non soltanto in senso giuridico. La decisione di portare avanti questa trasformazione è proprio quella di cogliere i frutti e in qualche modo far maturare l'esperienza di questi anni. La Fondazione Welfare Dolomiti Belluno entra nella galassia degli enti del terzo settore ed è già un record, ha detto il consulente della scuola di Pisa Luca Gori. Si tratta
del primo esempio del genere e Belluno in questo senso può candidarsi come buona prassi a livello nazionale. Non cambierà la missione, che sarà quella di pensare la nostra provincia, la provincia che vogliamo, e immaginare un welfare a partire da tutte le realtà di secondo e primo livello del nostro territorio. Una dotazione di circa 60.000 euro come capitale iniziale, metà dei quali conferiti sotto forma di autofinanziamento, un CDA, un'assemblea, un comitato scientifico. Tutti, tranne l'organo di controllo che redigerà i bilanci, presteranno la loro opera a titolo gratuito. La Fondazione Welfare Dolomiti Belluno potrà attingere non soltanto alle donazioni liberali, ma alle contribuzioni riservate agli enti del terzo settore. La nostra fondazione avrà componenti diverse, quindi occhiali diversi per guardare a tutte le problematiche del nostro territorio, e crediamo che questo sia veramente il nostro punto di forza. È tutto, vi lascio alle previsioni meteo, grazie per essere stati con noi e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La perturbazione si allontana dall'Italia, ma nella giornata di venerdì 14 aprile influenzerà ancora il nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino ci saranno ancora tante nuvole e alcune deboli precipitazioni. In seguito esaurimento dei fenomeni a partire dai settori più occidentali della regione fino a risultare generalmente assenti nel pomeriggio, con anche qualche schiarita. Temperature stazionarie minime tra 3 e 8 gradi, massime tra i 12 e i 18 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui in mattinata piogge moderate. Nel pomeriggio migliora, ma non è escluso ancora qualche locale rovescio, specie sui settori più orientali. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Avremo anche in questo caso isolati fenomeni a inizio giornata, poi sarà decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 16-17 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.